Bene, quindi possiamo iniziare. Innanzitutto c'è questo tavolino, un tavolino speciale che ha un raccoglitore per l'acqua sotto, poi capirete perché l'importanza di un tavolino con queste caratteristiche. Però il padre del tè in Cina è considerata la teiera. Questa è una teiera Yixin che prende il nome dalla località da cui sono estratte queste terre. Ci sono solo 2 cavi in Cina da cui si ricavano questi speciali tipi di argille. Poi nello stesso materiale della teiera abbiamo anche la brocca, mentre in fine porcellana abbiamo queste tazzine. Sono tazzine più piccole rispetto a quelle che utilizziamo abitualmente, perché queste sono tazzine da degustazione. Poi, per questo metodo di preparazione, e solo per questo, abbiamo anche queste altre tazzine più alte. Poi, nel corso della preparazione, capiremo la funzione sia delle une sia delle altre. Il piattino presenta tè, il bollitore con l'acqua già alla temperatura adatta, ovviamente il tè. Il tè che viene utilizzato è un tè che appartiene alla categoria dei tè oolong e si chiama Tie Guan Yin. Ora che il tavolo è allestito, possiamo iniziare con la preparazione. Per prima cosa scaldo la teiera. È importante che tutti i contenitori che accoglieranno il tè siano precedentemente riscaldati, per cui non solo la teiera e la brocca, ma anche le tazze di servizio. La teiera ora è pronta ad accogliere le foglie. Passo il piattino agli ospiti. In questo modo possono valutare così la qualità del tè che viene loro offerta. Gli ospiti sono nella misura di 2, 4, 6, massimo 8 persone che si seguono qui vicine, intorno al tavolo. Questa sera di ospiti ce ne sono molti di più, per cui ci sono qui loro in rappresentanza di tutti quanti voi. Con l'aiuto di questo imbuto e della spatola accompagno le foglie nella teiera. Posso ora versare l'acqua bollente sopra le foglie. Questa prima infusione non viene servita agli ospiti. Le foglie, come avete visto, sono arrotolate in palline molto strette, per cui questa prima infusione serve unicamente per ammorbidire le foglie e iniziare che queste comincino a schiudersi. Ora faremo la prima vera infusione, quella che sarà poi servita agli ospiti.
Svuoto ora le tazzine che avevo precedentemente riscaldato. Svuoto anche la brocca. Il tè ora è pronto. Posso versarlo nelle tazzine e lo verserò in quelle alte. Posso ora servire il tè agli ospiti. Bene, ora gli ospiti seguiranno i miei movimenti. Teniamo la tazzina bassa con una mano e con l'altra lentamente solleviamo la tazzina alta sino a svuotarla. Poi la portiamo al naso e con questo movimento sentiamo il profumo del tè. Per cui queste tazzine servono unicamente per sentire il profumo del tè. Ora sentiamo l'aroma. Prendiamo la tazzina bassa con 3 dita. Osserviamo il colore, sentiamo il profumo e poi sorseggiamo 3 volte. Ora prendiamo nuovamente la tazzina alta e sentiamo ancora il profumo. Il profumo è cambiato rispetto alla prima volta e a seconda di come il profumo evolve, il naso esperto riesce a capire e a valutare la qualità del tè che è stato servito. Nella teiera nel frattempo le foglie non si sono ancora completamente aperte. Quindi possiamo versare sulle stesse foglie altra acqua bollente, questo per altre 6, anche 8 volte. In questo modo gli ospiti potranno apprezzare le diverse note aromatiche che si sprigioneranno ad ogni nuova infusione.
Bene, per la cerimonia del Kung Fu Cha è tutto, ora passiamo all'altra cerimonia del Chan Liu Hu. Grazie. Bene, e andiamo a presentare l'altra cerimonia che è particolarmente acrobatica del Sichuan, siamo sempre in Cina, ed è caratterizzato dall'uso di una teiera molto speciale che si chiama per l'appunto Chan Liu Hu. Adesso vi presentiamo la teiera, ecco qua Emanuele che arriva. È una teiera dal becco lungo, prego, eccola qua, ce la presenta il nostro Marco Bertona. È una teiera di rame, ha una produzione artigianale limitata, ha una lunghezza che varia da 1 a 2 metri. Io sto parlando ma non è arrivata la teiera, eccola qua, oh finalmente. Allora, stavo dicendo che varia da 1 a 2 metri e quando è piena di tè bollente, come in questo caso, oltre a essere molto pesante, può essere un po' rischiosa, ma comunque sicuramente il Signore se la caverà alla grande. Oltre all'abilità e velocità nei movimenti si richiede molta precisione per centrare la tazza con il getto e cosa ancora più difficile è interrompere il flusso in uscita del tè dal becco lungo. Vediamo se il signor Mauro, se mi ricordo, Sergio, ho sbagliato, signor Sergio se la caverà. Allora attenzione, predisponiamo l'acqua all'interno di una delle tazzine o di due delle tazzine e vediamo, pronto? Al primo colpo, mi raccomando, E là, bene, proviamo l'altra, bene, e là, va bene. Beh, insomma se l'è cavato, facciamogli un applauso, va molto bene, anche la terza li vuoi far bene? Come vedete abbiamo fornito lo sgabello di apposito asciugamano perché sappiamo che la cosa non è proprio semplice. Rimanga qui allora Sergio. Marco Bertona, Chan Liu Hu, e così abbiamo potuto apprezzare questa antica, tradizionale, devo dire, dimostrazione di come si può anche in maniera acrobatica realizzare una bella, gradevole tazza di tè che Sergio sta tranquillamente sorseggiando. Grazie Marco, grazie Sergio, grazie della vostra collaborazione e applauso finale da parte del pubblico.